paese dei tenores, che è anche il paese perno della cultura tipica barbaricina, a Orgosolo ci nacque qualche bel anno fa Nicola Goddi. La storia di Nicola Goddi è quasi da libro cuore. Il papà all'epoca era l'unico suonatore di organetto di Orgosolo e quindi era quel signore che animava le feste popolari, i sostundinzos, nei matrimoni, ma non solo, anche all'interno di quelle feste impopolari. Dico impopolari perché erano le feste di vicinato. In estate chi non andava al mare ci si riuniva, il papà era sempre pronto per dare strimpellate al suo organetto. Però capita anche nella vita che il papà di Nicola viene a mancare quando Nicola stesso ancora era in tenera età, aveva 10 anni, e viene a mancare in una giornata particolare, non vorrei sbagliarmi, che è quella di domani poi, no? È la ricorrenza della Beata Vergine Assunta, che è anche la festa più importante per gli orgolesi. Beh, la promessa che si fece a se stesso e poi alla famiglia, ma in particolare al papà che ormai non c'era più, era quella di riuscire a ricalcare le sue orme, le orme paterne, quindi suonare l'organetto diatonico. Il baricentro affettivo di Nicola intanto si sposta dal paese di Orgosolo nella vicina Oliena, laddove quindi incontra la sua futura moglie, laddove poi riesce anche, grazie a Dio, a mettere su famiglia e riuscire anche a trovare le impronte musicali del paese di San Lussorio, come lo oso definire io, quindi di Oliena. Mi fate un applauso intanto a Nicola Goddi, grazie. E Nicola in effetti stasera ci presenta quelli che sono i due balli più autentici e particolari, nonché tipici della piazza di Oliena, Sarciu e Sarciu Antivo. Per noi da Orgosolo, Oliena, Nicola Goddi. Thank you.